I diritti acquisiti si possono toccare o è una violazione della democrazia, che magari è una violazione addirittura peggiore di quello che volete andare ad aggiustare? Diciamo, cioè la toppa è peggiore dello sbrego, come si dice. Ma guardi, non è un principio pericoloso? Io non credo che per gli ex parlamentari si tratti di un diritto acquisito, semmai di un privilegio rubato. E infatti non è che li lasciamo a piedi, che gli diciamo basta, tu dal 1° gennaio 2019 sei sulla strada, anche se vabbè si saranno messi via qualcosa, spero, come fanno tutti gli italiani, insomma, lavorando onestamente. Poi lo farete anche con le pensioni. Neutrale. Però poi dopo si passerà anche alle pensioni. Diciamo semplicemente che il loro stipendio verrà ridimensionato. Allora, ci sono persone che beccano 6.000, 7.000, 8.000, non si sa neanche quanto, che vedranno ridursi questa pensione ogni mese. Giustissimo, togliere i vitalizi. E il ricavato andrà a favore delle pensioni minime, che sono una vergogna italiana. Allora,